Le anticipazioni del contenuto del nuovo DPCM, atteso a ore, si concentrano sulla probabile chiusura di palestre e piscine, le strutture dedicate all'attività fisica al chiuso nel mirino del governo, che le ritiene occasione di contagio. Niente di più falso, secondo gli addetti ai lavori. Pensare a una chiusura, a un lockdown nuovo oggi è veramente deleterio, ma per la salute delle persone, degli uomini, dei bambini. In 4-5 mesi non abbiamo avuto nessun caso, per cui non ne vedo la necessità assoluta. L'importante è quello che tutti devono essere consapevoli che vanno fatte le cose come la legge prevede. Alle piscine comunali di Treviso l'ipotesi stop lascia perplessi gli utenti. Li ritengo luoghi sicuri dove almeno a quanto ne so, non sono state riscontrate grosse incidenze. Abbiamo ottenuto, grazie a tutti gli accorgimenti, mascherine, distanziamento, la possibilità di svolgere un'attività sportiva. Il direttore Roberto Cognonato, presidente della Finveneto, parla di scelta dissennata. Negli impianti sportivi non ci sono stati contagi, sono ambienti sani dove anzi si dovrebbe incentivare la frequenza per mantenere le persone in salute in un periodo in cui abbiamo bisogno di aumentare difese immunitarie. Quindi non procede con chiusure tout court per in qualche modo scongiurare dei rischi che non esistono. E se chiusura non sarà, l'aver puntato il dito contro palestre e piscine, conclude Cognonato, ha già prodotto pesanti danni. In questi giorni già in molte strutture c'è stata un'ulteriore diminuzione di presenze. In un regime in cui stiamo lavorando già con limitazioni di accesso e quindi con una frequenza minore di utenza che non permette un equilibrio economico-finanziario delle gestioni, si va a peggiorare ulteriormente una situazione dove finora anche aiuti economici sono stati pressoché nulli